Come uscire dal tunnel della crisi? Come guarire dal virus finanziario che uccide l'economia? 5 giorni alla Fiera di Vicenza, una tempesta di cervelli per fabbricare idee, culture, innovazione e sostenibilità per la competitività delle imprese. L'obiettivo è di quelli audaci, premiare 1000 autori di proposte vincenti per costruire lo sviluppo. A battezzare la quinta edizione del Festival delle Città Impresa è Corrado Passera, il ministro con una delega che puzza di beffa, sviluppo economico. Nell'Italia del 2012 una pia illusione, soprattutto dopo la batosta delle tasse, dei carburanti e dell'energia. Le imprese esplodono, il suicidio degli imprenditori è un male che segna sempre più i tempi bui della crisi. Situazioni drammatiche, tragiche, umanamente da seguire anche come dal punto di vista umano. Ma il Nord-Est non sta a guardare, proprio oggi nasce il Patto per il Veneto, un accordo tra il mondo economico, sindacale e gli amministratori per rilanciare le imprese e traghettarle oltre la crisi. Per la prima volta in Italia una regione fa squadra e si prepara a muovere più di 1 miliardo e 200 milioni di euro entro la prima metà del 2013 che serviranno a rafforzare il primato turistico del Veneto, ma anche a promuovere la ricerca, l'innovazione, l'ammodernamento delle strade, delle infrastrutture, del sistema ferroviario, il reinserimento dei lavoratori in cassa integrazione e l'imprenditorialità giovanile e femminile. Patto per il Veneto è patto per l'innovazione, patto per fare di questa macro regione una regione che sa anche poi lavorare insieme. Corrado Passera chiude con una promessa: lo Stato promuoverà un accordo con le banche per sbloccare i debiti pubblici con i privati. Rimettere in circolazione denaro, anche questo può essere un modo per rilanciare l'economia. È verosimile che si possa arrivare a un coinvolgimento del sistema bancario tra i 20 e i 30 miliardi, che sarebbe una cifra molto importante della parte pubblica. È un tema molto grosso, ereditato, accumulato negli anni e che deve trovare una sua soluzione compatibile con i conti pubblici.